Ben ritrovati gentili amici per quanto riguarda questa edizione flash del pomeriggio. Un uomo di 48 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato per un furto commesso nell'area di sosta del cimitero di Paderno, nella periferia nord-est di Udine. Approfittando dell'assenza dei proprietari, l'uomo ha infranto il cristallo anteriore di un'auto e sottratto il borsello riposto all'interno dell'abitacolo. Il ladro non si è accorto però che sui sedili posteriori del veicolo c'era la figlia della coppia che era da poco entrata in cimitero. La ragazzina ha assistito inerme alla scena e fornito dettagli fondamentali agli investigatori che hanno bloccato l'uomo, il quale si era allontanato su un ciclomotore poco distante. Il 48enne, già gravato da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sottoposto dal GIP, che ha convalidato l'arresto, alla misura cautelare dell'obbligo di firma. Primi fiocchi di neve a Trieste, in particolare sull'altipiano carsico, spargisale in azione per evitare la formazione di ghiaccio sulla rete viaria pedonale. Secondo le previsioni dell'Osmer, ARPA Friuli Venezia Giulia, le precipitazioni dovrebbero cessare nel pomeriggio, mentre la bora continuerà a soffiare da forte a sostenuta. Da domani il vento sarà invece moderato. A causa delle avverse condizioni meteo, rende noto il comune di Trieste, è stato sospeso il collegamento marittimo con il Delfino Verde tra Trieste e Muggia. Il gestore del servizio idrico integrato Livenza Tagliamento Acque diventa società Benefit. Il via libera è arrivato all'unanimità in occasione dell'assemblea dei soci che si è svolta ieri nella sede amministrativa di LTA a Sesto Arreghena. Previa delibera dei rispettivi consigli comunali, tutti i sindaci hanno approvato le modifiche statutarie che hanno permesso la trasformazione di LTA in società Benefit, pur scegliendo di non modificare la ragione sociale. Un modello che consente di coniugare sostenibilità d'impresa e bisogni delle persone con l'obiettivo, quindi, di perseguire scopi di beneficio comune e incidere con un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.